Intanto spero che tutti apprezziate quegli stendardi alle mie spalle. Io sono commerciante da una decina d'anni, non da tantissimo, ma chi da prima di me lo fa da una vita mi dice che è la prima volta, giusto Patrizio Bertin, presidente Ascom, è la prima volta che abbiamo tutte le sigle delle associazioni di categoria presenti in un'unica manifestazione con un'unica direzione. Chi è nel commercio e chi imprende sa che il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto. Ecco, questa istantanea la possiamo sicuramente mettere a ricordo e fra le cose del bicchiere mezzo pieno, perché insomma vuol dire che veramente c'è un sentimento comune, una visione comune, e questo è, come dire, la prima cosa che su questo palco, quando li ho visti montare i 4 stendardi, non ho potuto altro che insomma compiacermi di quanto stava per succedere. Allora, iniziamo. È sempre emozionante dopo il silenzio prendere la parola, ma è il silenzio che non vogliamo nelle nostre piazze, è il silenzio che noi non vogliamo nelle nostre città. E oggi siamo qui perché insieme a chi ha organizzato questo evento e a chi ha collaborato per questo evento, oggi cercheremo di prenderci un decalogo delle cose che vogliamo far arrivare a chi governa in questo difficile, sicuramente difficile momento, la nostra città, la nostra regione, il nostro paese. Io non aggiungo altro se non chiedervi un applauso mentre invito Massimiliano Pellizzari, presidente di ACC, Associazione Commercianti del Centro, a cui passo il microfono e diamo quindi inizio ai lavori di questa sicuramente importante giornata. Massimiliano, grazie. Sì, grazie a tutti, grazie. Questa è una piazza bellissima, è gremita di gente e quindi io, visto che siete davvero in tantissimi, inizierei a far sentire il grido di Padova, perché è da questa piazza che si deve, diciamo, elevare un segno di protesta, un grido di dolore. E quindi facciamo un bel applauso e facciamo tremare i muri di Palazzo Chigi. Questo grido arriva direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Bene, ecco, questa manifestazione è storica, l'ha citato prima Ruggero, e io credo che oggi sia davvero una giornata importante perché c'è forse per la prima volta nella storia, Patrizio, Nicola, questa sorta di collaborazione, questa sorta di sinergia. Ci siamo stretti insieme con un grande abbraccio, un abbraccio da fratelli, e quindi io inviterei sul palco immediatamente il presidente di Confcommercio Ascom, Patrizio Bertin, il presidente della Confesercenti Nicola Rossi, il presidente e il rappresentante dell'APE Pubblici Esercizi. C'è? Non c'è? Non ce l'abbiamo. Eccolo qui, sta arrivando. Abbiamo con noi Vincenzo Allegra per ovviamente i pubblici esercizi, bar e ristoranti. Allora, guardate, questa è una manifestazione di piazza, noi l'abbiamo voluta fortemente per dare voce a voi, alla categoria
di partite IVA, di commercianti, commercio al dettaglio, ristoratori, baristi, titolari di palestre, di agenzie di viaggio, le scuole di danza, quelle che ovviamente fondamentalmente sono state chiuse dalla sera alla mattina. Quindi ecco, noi cominceremo così questa manifestazione portando le vostre esperienze, quindi ci sono delle testimonianze che abbiamo raccolto. Io invito adesso ad essere, diciamo, abbastanza concisi perché abbiamo dei tempi contingentati, e quindi io inizierei invitando sul palco Katia, che è la rappresentante delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che porterà un contributo. Grazie Katia. Allora, buongiorno, partita IVA nel turismo. Da marzo siamo in lockdown. Il turismo, vogliamo ricordarlo al governo, rappresenta il 13% del PIL nazionale. E signori, non dimentichiamo tutto l'indotto. Il turismo è fatto di tassisti, baristi, ristoratori, hotel, negozi, NCC, guide, promoter, musei, luoghi di cultura e quant'altro. Scusate, ma ogni tanto mi si appannano gli occhiali. Le agenzie di viaggi, vi ricordo, che hanno lavorato da smart working. Nel momento in cui siamo state chiuse, noi abbiamo recuperato i turisti all'estero. Noi ci siamo dati da fare affinché tra noi e i tour operator i clienti potessero rientrare dalle loro località di vacanza dove si trovavano. Caro governo, le bollette del telefono le abbiamo pagate ed erano una cosa mostruosa, perché non potete immaginare cosa costa una telefonata all'estero. Noi abbiamo assistito i nostri clienti, la Farnesina, non abbiamo avuto comunicazioni, non ci hanno dato linee guida, non ci hanno detto quello che potevamo e non potevamo fare. Le frontiere UE sono state chiuse e naturalmente gli spostamenti in Europa sono stati bloccati. Un gran caos, prima le regioni dovevano aprire, poi dovevano chiudere, poi forse i test, forse non si sa. E noi, presenti con le nostre attività aperte e tasse pagate, abbiamo continuato ad assistere i clienti. Noi non abbiamo lasciato indietro nessuno, caro governo. Noi non abbiamo lasciato indietro i nostri passeggeri, i nostri clienti, che sono la fonte del nostro lavoro. La rabbia più grande è che noi come attività abbiamo fatto un meno 93% del fatturato. Noi non abbiamo un delivery, noi non possiamo reinventarci un lavoro, noi non possiamo produrre mascherine, noi regaliamo sogni, noi regaliamo destinazioni, noi vi regaliamo il benessere. E se ci chiudete tutto, il benessere della gente non ci sarà. Altra cosa molto importante, e poi chiudo, che con l'ultimo DPCM che ci avete dato e naturalmente con le incertezze, noi non sappiamo più cosa vendere, non sappiamo più cosa dare ai clienti, non sappiamo più cosa reinventarci. Volevo ricordare al governo, e questo qualcuno ce lo deve spiegare, che i paesi in Europa e tanti altri paesi dove hanno un indice di epidemia molto più alto della nostra, continuano a viaggiare con i corridoi turistici, viaggiano con 2 tamponi negativi. In Italia non riusciamo neanche ad uscire tra un po' da regione a regione. Qualcuno ci deve dare delle spiegazioni. Caro governo, avete capito quanta gente lavora nel turismo? Avete capito l'indotto? Non lavatevi la bocca sulle città più belle, perché i turisti stranieri non ci sono. Non lavatevi la bocca su quello che viene dato al turismo, che è il piacere più grande, se non ci date una mano. Noi abbiamo bisogno di aiuto adesso, immediato. No, domani faremo, vedremo. Adesso. E in questo momento i sussidi sì, vanno bene, ma noi abbiamo bisogno di lavorare. Turismo sui cartelli! Vogliamo viaggiare! Grazie Katia, grazie per il tuo contributo. Effettivamente agenzie di viaggio e tour operator sono veramente disperati, come tantissime altre attività. Allora, io proseguirei, chiamerei sul palco Michele, che è un rappresentante del commercio al dettaglio. Michele,
Eccolo qua. Ecco, porterà anche lui il suo Buongiorno a contributo. tutti. Allora, commercio, scusate ma è sempre la prima volta, è sempre un po' emozionante. Grazie. Commercio. Dopo il primo lockdown ci è stato detto voi non chiuderete mai più, continuerete a lavorare. Di fatto siamo tutti presenti, cioè, mi sembra che la situazione stia degenerando giorno per giorno, quindi non sappiamo neanche se domani saremo ancora qui a poter lavorare. Il mondo del commercio non può fare smart working perché solitamente se uno vuole acquistare un oggetto, non so com'è, cioè al di là delle consegne a domicilio, poi ogni settore ha le sue caratteristiche e quindi certi settori proprio è impossibile che possano fare anche le consegne a domicilio. Di fatto stanno bloccando tutto nuovamente, quindi non siamo chiusi ma come se lo fossimo, perché se guardiamo la realtà basta vedere il pomeriggio padovano, dopo le 4 del pomeriggio c'è il deserto più totale. E che altro possiamo aggiungere? Dobbiamo aiutarci, il mondo del commercio, appunto, come diciamo, è fatto di volontà di lavorare, perché il commerciante, l'imprenditore, una qualsiasi partita IVA investe un sacco di soldi. In questi giorni c'era un po' di lavoro, cosa si fa? Si fanno investimenti, da oggi al domani ci chiudono, chi paga i fornitori? Ho fatto un ordine l'altro giorno, adesso mi viene da piangere perché non so come farò a poter onorare a queste spese. È tutto fermo, cioè non c'è altro da dire, ristori, risorse, sicuramente questa volta a mio avviso, ma voglio essere lungimirante, speranze di vedere qualcosa credo non ce ne siano. Con quello che ci è arrivato non ci abbiamo pagato neanche l'affitto perché le spese per un commerciante sono sempre altissime, calcoliamo che il valore medio è del 64% di tassazione, giusto perché ci dicono che non è vero. E quindi per forza di cose noi dobbiamo andare avanti, però non ci possono chiudere in questo modo, non possono. Allora, siamo dalla parte dei malati perché è innegabile che la malattia c'è, la gente sta male e noi non siamo contrari a questo, però ci deve essere data la possibilità che per un effetto caduta non tocchi a noi stare male, ma non perché siamo rivisti, perché abbiamo solo bisogno di soldi o chissà che altro, ma perché sennò non non possiamo più stare in piedi. Bisogna vivere e lo faremo con tutte le regole e speriamo di farcela. Grazie a voi. Bene, grazie Michele. Boicottate Amazon, comprate dai commercianti del centro. Grazie. Bene, grazie Michele, grazie per il tuo contributo. Grazie anche per la questione relativa ad Amazon. Allora, io continuerei chiamando sul palco. Ah, ecco, mi hanno fatto una comunicazione. Cerchiamo di lasciare libero il passaggio sotto il portico, facciamo eventualmente un passo avanti perché c'è un po' di congestione e spostiamoci verso la vostra sinistra. Lì in fondo si sente? Benissimo. Così e così? No, bene, perfetto. Allora, continuerei portando le voci proprio del mondo delle imprese, delle partite IVA. Chiamerei sul palco adesso Silvano, che è un commerciante al dettaglio di abiti da sposa. Silvano? Ecco, accogliamolo con un bel applauso. Attenzione, attenzione. Sì, esattamente, non è periodo per andare all'ospedale. Allora, io volevo parlarvi appunto di matrimonio perché questo è il mio settore e ho notato che sulla legge ristoro non è previsto niente, né sovvenzioni. Ecco, io direi, il matrimonio ha un giro enorme di lavoro. Si parla dal fotografo al fiorista, qua vedevo qualche cartello, dal ristorante, il wedding planner, eccetera, eccetera. Ecco, io non voglio dilungarmi, però diamo e stiamo attenti quando diamo i contributi. Cerchiamo di vedere anche tutti i settori che hanno veramente bisogno. E dopo bisogna darsi da fare. Cerchiamo di inventarci anche qualcosa e speriamo che il prossimo anno si apra una stagione migliore e che tutti continuiamo a lavorare. Ecco, solo questo. Grazie. Bene, grazie Silvano.
Allora, grazie Silvano. Continuiamo questa rassegna chiamando sul palco Daniela, che è una barista, rappresentante dei baristi. Daniela, ci sei? Daniela? Eccola qui. Benvenuta. Prego Daniela. Noi abbiamo un bar da 15 anni e ho un bambino piccolo di 1 anno e vogliamo lavorare e dovevano lasciarci lavorare in libertà, perché comunque è una catena da chi produce vino, da chi lo rivende, da chi rivende cibo. Dobbiamo lavorare tutti, non è che dalle 18 il problema c'è solo dopo le 18. E gli autobus, allora il bar no, il ristorante no, la palestra no, gli autobus pieni, ci stanno prendendo in giro. E come scrivevano lì i ragazzi della palestra, meno chiacchiere, più aiuti, a tutti libertà di lavorare, partita IVA, tutti insieme oggi più che mai uniti. Grazie. Grazie Daniela, grazie per la tua testimonianza. Adesso chiamerei Claudio, che è un rappresentante delle birrerie, dei pub, di chi è stato appunto gravemente colpito da questo DPCM. Ciao a tutti, io sono Claudio, gestisco un pub da 34 anni. Parto da una considerazione che ha fatto un ristoratore di Pesaro verso il ministro, un virologo, e ha chiesto mi dia la spiegazione come mai 90 persone a mezzogiorno non sono la stessa cosa di 90 persone alla sera. La risposta non ha dato nessuna risposta. Noi chiediamo solamente di essere considerati dei cittadini come gli altri, di non essere una categoria B o C1 o C2. E mi dispiace dire che purtroppo i nostri politici sono anche intelligenti, perché naturalmente hanno capito che il virus attacca fino alle 18, dalle 18 in poi non fa più niente. Quindi io do naturalmente una sfida anche al governo, naturalmente, perché vorrei anche sapere sinceramente se noi dobbiamo chiudere alle 18, gli sbarchi a che ora devono chiudere? Cioè, non è cattiveria, grazie a tutti. Grazie Claudio. Adesso chiamiamo sul palco un rappresentante degli operatori di spettacolo, anche loro gravemente colpiti, ma non da questo DPCM. Sono chiusi credo da febbraio, hanno avuto poi la possibilità di riaprire durante i periodi estivi, e quindi ecco tutti gli operatori musicali, DJ, disc jockey. Abbiamo sul palco Roberto. Sì. Un saluto a tutta Padova e i padovani. Niente, volevo dire che siamo fermi dal 28 di febbraio e ci hanno dato un contributo di 600 euro, 600 euro per chi li ha presi. E adesso, dopo mesi di lavoro, ci hanno chiuso un'altra volta con un decreto ristoro di 1000 euro. Allora volevo fare una domanda: se in 10 mesi possiamo vivere con 1500 scandalosi euro, insomma, niente, noi siamo una categoria che purtroppo saremo gli ultimi a cominciare quando apriranno le discoteche e i locali dove noi naturalmente operiamo, e dietro a noi ci sono figure come maestri di ballo, danze sportive, operatori che sono con il sedere per terra, si può dire, sì? Perfetto, con il sedere per terra. Ok. Bene, io ho finito qui, ringrazio tutti. Allora, ecco, grazie Roberto. Adesso chiamiamo Renzo, che è il rappresentante delle palestre e delle attività sportive. Ecco, benvenuto Renzo. Ma ti chiedo, ma secondo te, dentro una palestra, secondo te,
diciamo, era così pericoloso frequentare le palestre. Io sono un fruitore, io soffro di lombalgia, quindi sono obbligato 2 volte alla settimana di fare attività sportiva, se no mi blocco, e purtroppo sono preoccupato perché credo che se non riapriranno le palestre potrò adoperarmi in casa, ma non è la stessa cosa, quindi volevo sapere e sentire una tua opinione a riguardo. Intanto buongiorno a tutti. Io vi racconto la nostra giornata tipo, noi iniziamo la mattina, con le 6:30 facciamo la prima sanificazione. La sanificazione che facciamo, la facciamo con delle macchine che abbiamo acquistato apposta. Non è che ce le hanno regalate, le abbiamo acquistate apposta. E facciamo la prima sanificazione. Prima della sanificazione vengono fatte ovviamente le pulizie normali, come in tutte le strutture. Dopo ogni persona che entra dentro viene misurata la temperatura, deve compilare il modulo Covid, arriva nello spogliatoio, si toglie gli indumenti, li mette in un sacchetto. Questo sacchetto non deve toccare l'armadietto, l'armadietto viene disinfettato, tutto questo viene chiuso, si mette degli indumenti puliti e con questi indumenti puliti entra in palestra, si disinfetta le mani, ha la mascherina e non può toglierla. A questo punto qualunque attrezzo tocchi deve sanificarlo una volta prima dell'uso e dopo l'uso, e chi arriva successivamente continua. Alle 3 del pomeriggio facciamo la seconda sanificazione della giornata su tutta la palestra con queste nuove macchine e continuiamo così tutta la giornata. Io credo che un ambiente più sicuro da questo punto di vista non ce ne sia. Ma poi non sono io a dirlo, a dirlo è lo stesso governo, è il governo che dice che non ci sono focolai e non ci sono risultanze all'interno di una struttura. Cioè, non ascoltate me, ascoltiamo almeno loro. E non ci sono. Da noi sono venuti lo Spisal, è venuto il NAS, tutti i controlli, la polizia locale, tutti i controlli carabinieri sono venuti a verificare se effettivamente le nostre procedure erano seguite con attenzione. Le abbiamo seguite completamente. Tenete conto che noi lavoriamo sulla salute, noi ci preoccupiamo della salute. C'era la mia amica prima che diceva: perché non parliamo dei cardiopatici che devono fare attività motoria, dei diabetici, degli ipertesi, di tutte le persone che sono costrette a fare attività motoria, chi ha un problema di lombalgia, qualsiasi altra cosa. E siamo in questa condizione, non possiamo neanche lavorare uno a uno. Io ho delle strutture di 1500 metri quadrati in cui se vanno dentro 2 persone c'è qualcuno che mi dice che non si può fare. È una cosa assurda. Tenete conto che lo sport, non parlo solo delle palestre del fitness, parlo di tutto lo sport, delle scuole di danza, delle attività per i bambini, la ginnastica artistica, la pallavolo, la pallacanestro, qualsiasi cosa. Dobbiamo capire che l'attività motoria è preventiva. In uno studio fatto da Scienze Motorie di Padova è evidente come la pratica dell'attività motoria sia un beneficio, un deterrente anche per la diffusione del Covid. E non sono io a dirlo, sono sempre altre persone che ne sanno molto più di me. Quindi l'ultima cosa che vi voglio dire è questa. Noi siamo stati chiusi all'inizio a marzo e siamo stati chiusi, abbiamo ristorato noi i nostri utenti. Siamo noi che abbiamo dato i voucher ai nostri utenti, li abbiamo rimborsati per il periodo che non hanno usufruito. Adesso quindi non abbiamo potuto incassare nulla, non abbiamo potuto fare nulla, non abbiamo avuto delle ristorazioni sugli affitti, sulle bollette, sulle spese che abbiamo sostenuto. Tutte queste cose qui sono state caricate sulle nostre finanze. Adesso ci ritroviamo che la nostra stagione, che parte dal 1° di settembre e il 75% si svolge fino al 30 di novembre, è stata completamente fermata, bloccata, ma
Ma perché è stata bloccata? Perché hanno trovato una qualche problematica specifica all'interno di una palestra? No, no. L'hanno bloccata così a prescindere, perché la gente non doveva muoversi. E una settimana prima, la cosa scandalosa, che una settimana prima di questa chiusura, il Premier dice: controlleremo le palestre. Secondo voi da quel momento lì chi è che è venuto in palestra a rinnovare l'abbonamento? Nessuno. E noi ci troviamo in questa condizione, bloccati, fermi e con altissimo rischio nei confronti della popolazione, perché tutti quelli che non faranno sport e che non fanno sport sono comunque a rischio. Grazie dell'attenzione. Grazie Renzo, capiamo benissimo il senso di frustrazione. Grazie. Allora, continuiamo, ci sono altri due piccoli interventi. Abbiamo Paola, che è una rappresentante delle scuole di danza. Buongiorno, allora io posso solo collegarmi a quello che ha detto il mio gemello. Noi siamo scuole di danza, arte. Una cosa che non è ancora stata detta: noi non siamo essenziali. Un governo, e volutamente non dico mio governo, che si permette di definire un lavoro onesto non essenziale, deve venire a casa mia e guardare in faccia i miei figli e dirlo ai miei figli che la loro madre non è essenziale. Perché io faccio un lavoro onesto, la danza è stata la mia vita, sono stata una ballerina classica professionista, non ho rubato niente a nessuno. L'arte è essenziale, ricordatevi che un popolo senza cultura, senza arte, sarà sempre un gruppo di pecore che possono portare ovunque, ovunque. Dovete avere cultura, arte, dovete essere pensanti e farsi dire non essenziale, vergognoso, è anticostituzionale. Grazie Paola. Un saluto veloce anche, invitiamo Rossano Nicoletto. Rossano, due parole proprio perché i tempi sono strettissimi. Un rappresentante, capiamo. Io non lo so, guardate, non lo so se a Palazzo Chigi, se il Premier Conte si rende conto dei danni che sta procurando ad un'intera categoria, il mondo del commercio, delle partite IVA, delle imprese, le agenzie di viaggio, ci sta mettendo in ginocchio. È ora di finirla! È ora di finirla, anche perché vediamo cosa sta succedendo nelle piazze di tutta Italia. È una vergogna, non è mai accaduto, solamente in tempi che probabilmente non ci ricordavamo neanche più, ma non è mai successo che le piazze si riempissero piene di gente onesta, di gente che lavora, perché poi volevo dirvi anche un'altra cosa: abbiamo dato segno quest'oggi che si possono svolgere le manifestazioni in maniera civile, anche alzando la voce, ma lasciando fuori gli estremismi e lasciando fuori la violenza. Adesso sentiamo il contributo di Rossano. Grazie Massimiliano Pellizzari. Volevo semplicemente dire, io sono un rappresentante di un ente di promozione sportiva che è l'AXI. Oggi ci sono 8 enti di promozione sportiva rappresentati qui, quindi tutte le associazioni sportive, quelle che gestiscono poi e fanno fare attività fisica ai bambini, alle donne, ai disabili, agli anziani fino a oltre i 100 anni. Ok, adesso non so se vedo, comunque oggi ho visto presenti l'ASI, Lopez, l'US ACLI, ci sono io dell'AXI, poi non so se ci siamo tutti. Comunque rappresentiamo 10.000 associazioni sportive sul territorio e stiamo parlando di circa 1 milione di praticanti di attività amatoriale, quindi sport sano. Difatti si chiama sport e salute, ma in realtà lo sport è salute, come avete detto in tanti qui voi oggi. Ma vorrei capire, noi che preserviamo, aumentiamo lo sport, aumenta le difese immunitarie, la sana alimentazione, gli integratori vitaminici, la vita all'aria aperta, e invece cosa hanno fatto loro? Ci hanno chiuso! E il governo cosa ha fatto? Cosa ha fatto il governo? Allora, per i trasporti e per la sanità in 8 mesi, ditemi una sola cosa che abbia fatto il governo.
perché 8 milioni di ragazzi che vanno a scuola e partono tutti lo stesso giorno. Avete visto le foto e i video? Io ho visto dei bambini con gli zaini che pesano più di loro, che già non va bene, e lo sappiamo cosa succede alle schiene dei nostri figli, compresa mia figlia che ha 8 anni, ok? Gli facciamo fare attività fisica e poi loro cosa gli mettono? Uno zaino che pesa più di loro, ok? Fuori dall'autobus perché? Perché non c'era posto. Mia figlia ha aspettato 4 giri del tram, ma non perché era contingentato, perché era pieno nelle ore di punta. E allora dove sono i focolai? Nelle palestre che stiamo a quanto stiamo Massimiliano nella palestra? Allora l'Axi ha 1000, vi dico la mia statistica personale perché sono 8 mesi da quel famoso 23 di febbraio del primo di PCM, io ero anche a Prato, tra l'altro in una zona un po' particolare, dove ho cominciato a fare la prima videoconferenza. Sono 8 mesi che noi coi comitati prendiamo 0 euro. 0 euro e 0 euro, e le palestre quando hanno riaperto hanno lavorato a meno del 50%, ma il 50% voleva giustamente i soldi indietro, cioè i soldi degli abbonamenti, quindi gli utenti avevano assolutamente ragione. Pensate che tanti utenti hanno rinunciato ai loro abbonamenti per sostenere le palestre. Immaginate voi, quella è famiglia, non uno Stato che se ne frega di noi, quella è il senso della famiglia. Stavo dicendo, scusami i casi, 1000 associazioni, 180.000 soci in Veneto, ok? Parlo solo per i miei, 2 casi di positivi asintomatici, 2 casi esterni di positivi asintomatici. Di cosa stiamo parlando? Ditemi voi di cosa stiamo parlando. Grazie Massimiliano. Grazie Rossano per il tuo contributo. Qui in piazza in maniera spontanea c'è anche una rappresentanza politica, istituzionale, quindi ringraziamo tutti, siete in tanti, ci sono consiglieri comunali, senatori, parlamentari. Ovviamente adesso io inviterei un rappresentante ovviamente del comune, Antonio Bressa, per un saluto. Ecco, ci sono 4-5 interventi in scaletta, una cosa ovviamente flash perché tu hai visto, Antonio, che qui insomma di politica non c'è nulla. Scusa, dobbiamo stare staccati. Di politica non c'è nulla, però io credo che queste categorie abbiano bisogno di una risposta, debbano essere ascoltate e quindi ecco, 2 parole, un saluto veloce e poi chiamiamo anche gli altri ospiti. Sì, grazie Massimiliano, ringrazio te, ringrazio chi è qua alle mie spalle, perché anche il senso di essere uniti come associazioni di categoria, associazioni di commercianti oggi, credo che sia un messaggio importante, e di fronte a questo messaggio le istituzioni devono esserci, devono ascoltare e devono mettere in campo ogni azione utile per cercare di sopperire alle sofferenze date da questa situazione. È per questo che è importante oggi essere qui in questa piazza, che è una piazza che ovviamente è incazzata, usiamo le parole giuste, ma è una piazza pacifica, perché le piazze violente non appartengono ai commercianti che conosco io, non appartengono ai commercianti di Padova. Io sono qua perché conosco benissimo, sono tutte facce, sì, grazie, anche note quelle che ho di fronte. Sappiamo come le vostre attività siano quelle che tengono viva la nostra città, perché la nostra città senza le installazioni scherzate, senza le vetrine illuminate, è una città che non è viva, è una città che non è neanche lontanamente vicina all'idea di Padova che vogliamo. E allora se c'è un imperativo categorico è fare in modo che nessuna delle attività che è colpita da questi DPCM sia messa nelle condizioni di non riaprire quando questa brutta vicenda sarà finita. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo. Noi abbiamo anche scritto al governo, l'abbiamo fatto con una serie di assessori al commercio delle più importanti città italiane, lo stesso sindaco si è confrontato con Gualtieri su questo punto, abbiamo chiesto indennizi rapidi, cospicui, qualcosa c'è, lo dobbiamo riconoscere. Si è posto un tema importante che è quello che ricordava Silvano prima: non ci sono solo le categorie che chiudono, ma c'è tutto un indotto di cui dobbiamo tenere in considerazione le difficoltà, e su questo probabilmente bisogna fare di più. Dobbiamo chiedere anche alla Regione di fare
il massimo per essere vicino ai commercianti con azioni concrete. Noi come Comune abbiamo cercato di fare quello che è nelle nostre possibilità, la sospensione delle imposte locali, anche l'esenzione totale lì dove avevamo la possibilità di farlo, la riduzione della Tari, abbiamo fatto un piano per i ristoratori, per i plateatici che sono spuntati un po' ovunque, che sono stati una valvola di sfogo per loro, e continueremo in questo senso. Una cosa facciamo tutti assieme ed è ricordare che comunque i negozi sono aperti e sono sicuri. I ristoranti, anche quando sono costretti a chiudere alle 18, sono ristoranti che possono comunque fare consegne a domicilio per l'asporto. Allora l'invito che dobbiamo fare a tutti i cittadini è di comprare nei ristoranti e fare in modo che ci sia un sostegno economico. Tutta la città deve sostenere questa frase. Non credo che sia Antonio. Non credo che nessuno di voi possa essere contrario all'idea di continuare a dare soldi ai ristoranti e all'economia comprando nelle modalità che ci sono. L'indignazione e la rabbia sono tante. È comprensibile. Effettivamente. Sto dicendo di comprare nei ristoranti, nei negozi. Sarà meglio comprare o farà meno di comprare? Dai, manteniamo, siamo stati bravi fino adesso, continuiamo a mantenere toni civili. Abbiamo avuto un'ottima collaborazione con la CC, con tutte le associazioni di categoria. Stiamo facendo il massimo, continueremo a fare il massimo, lo testimonieranno anche loro, e quindi spero che questa collaborazione continui, anche se capisco il vostro stato d'animo. Siamo comunque al vostro fianco, grazie. Grazie Antonio. Allora, sappiamo che i problemi sono tanti, purtroppo l'atmosfera che si respira non è certamente un'atmosfera serena. Allora, io continuerei nella scaletta perché cerchiamo di andare avanti. Allora, io inviterei sul palco l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Ciao Roberto, grazie di essere qui e di portare la tua testimonianza e soprattutto la tua solidarietà alla gente che lavora e al mondo dell'impresa. Grazie, un abbraccio a tutti voi che state soffrendo davvero tantissimo. Ma io voglio fare con voi, voglio condividere alcune considerazioni. L'8 marzo noi abbiamo subito il primo lockdown. Sono passati mesi in cui abbiamo capito che cos'è il Covid, mesi in cui abbiamo capito che cosa significa chiudere per Covid. Io immaginavo che arrivando a ottobre, di fronte a un fatto noto, perché se voi andate a vedere le analisi che tutti quanti noi abbiamo letto a maggio, tutti dicevano che a ottobre ci sarebbe stata la seconda ondata e molti dicevano che sarebbe stato ancora più grave la seconda ondata. Quindi sapevamo tutto, sapevamo che oggi avremmo avuto questi casi di positivi, lo sapevamo delle terapie intensive, sapevamo tutto. Il dramma è che oggi, di fronte a questa situazione nota, la reazione è quella del panico. E non può essere per chi governa farsi prendere dal panico. Il panico lo può avere l'uomo o la donna della strada, ma non chi ci governa. Io immaginavo ci fossero altri strumenti. E invece dopo mesi l'unica cosa che abbiamo sono le chiusure. Allora molti mi dicono, ma tu Marcato che cosa proponi allora se non le chiusure? Allora prima cosa, intanto iniziamo a dire la verità. I soldi sono finiti. So che è brutto, ma i soldi sono finiti. Non ci sono soldi. Perché se voi immaginate, vi do questo dato, il DPCM ultimo ha una copertura finanziaria per tutta Italia di 4,5 miliardi di euro. Metà di questi sono i famosi soldi a fondo perduto. Sapete quant'è il fatturato delle imprese toccate da questo DPCM solo in Veneto? 4 miliardi e 8, quasi 5 miliardi.
Quello che hanno messo per il DPCM non basta nemmeno a ristorare il calo di fatturato per il Veneto. Quindi non pensate che arrivino chissà quali cifre, perché 400% in più è una grande sfida comunicativa, è molto affascinante, ma 400% in più di un cazzo è sempre un cazzo. Questa è la verità, questa è la verità. Io questa mattina ho avuto un incontro con le università del Veneto, e qui abbiamo una delle migliori università del mondo, e con le università e gli imprenditori. Io ho chiesto loro di fare uno sforzo per immaginare delle modalità operative, delle modalità imprenditoriali, delle filiere produttive che possano consentire alle nostre imprese di convivere con il Covid, perché togliamoci dalla testa che fra un mese non ci sia. E a differenza dell'8 marzo, oggi noi abbiamo davanti l'inverno. Che cosa facciamo? Rimaniamo chiusi per 5-6 mesi? Sarà la morte del paese! Sarà la morte del paese! E allora bisogna immaginare fuori dagli schemi, dobbiamo trovare modalità operative che ci consentano di tenere aperto, tenendo conto che c'è un dramma, perché nessuno nega il dramma che stiamo vivendo. Il Covid c'è ed è drammaticamente pericoloso, è infame questo Covid. Ma noi dobbiamo convivere con il Covid, perché morire di Covid o morire di fame è la stessa identica cosa. Ovviamente la regione c'è, ci sarà con tutta la nostra forza. Io prima ho incontrato in mezzo a voi un commerciante, non ha avuto il coraggio, non ha avuto la forza di parlare perché è scoppiato a piangere, e a me viene da piangere assieme a voi. In bocca al lupo, teniamo duro. Grazie Roberto. Grazie anche per ciò che la Regione Veneto sta facendo per stare a fianco alle imprese. Adesso chiamerei sul palco Fabio Bui, Presidente della Provincia di Padova. Grazie dell'invito, ed è bene che in questa piazza, a fianco delle testimonianze che abbiamo sentito prima, ci siano tutte le istituzioni unite. Guardate che c'è un altro spazio che in questo momento non dobbiamo dimenticare, e sono gli spazi dei pronti soccorsi che stanno ricevendo anche in queste ore centinaia e centinaia di persone che sono contagiate, e per questo qua, su questo non possiamo negare. Ne usciamo da questa situazione. Lasciamo parlare, per cortesia. Con una forte unità delle istituzioni che devono trovare soluzioni, non parlare per slogan, trovare delle soluzioni tutte unite. E mi rivolgo non a questa piazza, mi rivolgo al mondo delle istituzioni, perché oggi più che mai è necessario questo, trovare il massimo di unità per dare delle risposte concrete. Quindi guardate, oggi più che mai il modo nostro è quello di dare risposte alle istituzioni. Quindi grazie. Grazie Presidente della Provincia. Chiamerei, adesso stiamo parlando di Covid, due parole anche vorrei farle fare al già Presidente della Commissione regionale Sanità, Fabrizio Boron. Fabrizio, anche così ci dà anche qualche ragguaglio su quello che sta accadendo. Grazie. Grazie Massimiliano, grazie a tutti voi, anche perché non è un orario semplice. Sapete, il fatto di essere tutti uniti per un problema esistente come quello non solo dell'ultimo DPCM, ma degli ultimi 8 mesi che hanno portato questo Paese a una crisi, credo, senza precedenti, è un dato molto importante. Io non dimentico quello che, e lo dico a chiarezza anche per tutti, non dimentico quello che abbiamo vissuto nei mesi passati emergenziali, però bisogna anche ricordare una cosa, che il Veneto in questi mesi non è rimasto a guardare.
già da Presidente della Commissione Sanità abbiamo visto quello che era di necessità, abbiamo messo in campo tutte le misure di sicurezza sanitarie per affrontare quello che avrebbero detto essere la seconda ondata. Quindi quando mi sono svegliato quella sera, quella mattina, perché ormai gli annunci dei PCM non hanno mai una data, un orario preciso, quando mi sono accorto che mettevano in atto misure di chiusura delle attività, mi sono chiesto a cosa è servito far spendere migliaia di euro alle attività commerciali, ai ristoratori, agli imprenditori, per mettere le misure di sicurezza nelle attività, per poi dirgli chiudi. Prima gli hanno fatto fare i debiti e poi gli dicono di chiudere l'attività. Guardate, è vero che svolgo un ruolo nell'ambito sanitario, però mi sento anche di dover parlare da partita IVA, perché purtroppo faccio l'imprenditore, dico purtroppo amaramente. Ci hanno detto con il primo decreto che potevamo spendere i soldi per mettere le norme di sicurezza nelle aziende. Mi hanno fatto spendere 12.000 euro con la promessa del 50% del credito d'imposta. Sapete com'è andata 4 mesi dopo? 4 mesi dopo è arrivata la circolare dell'Agenzia delle Entrate che dicendo per mancata copertura fiscale il credito d'imposta non è più al 50% ma è al 15% e ci hanno rimborsato 900 euro. Scusate, ma io credo che la piazza abbia bisogno di rispetto, e il rispetto è che quando ci si incazza perché ti levano il lavoro, ti levano la vita, bisogna ascoltare e chiedere scusa per prima, perché qualcuno ha sbagliato. E qualcuno non si può sempre mettere nella posizione di aver ragione. Se a Roma capiscono che hanno sbagliato, c'è la collaborazione per capire, che può essere solo, giustamente abbiamo detto, i soldi sono finiti, ma è quello di trovare le risorse, di trovare il modo di aiutare chi fa impresa, chi fa attività, perché in questi mesi hanno accumulato debiti, non guadagni, hanno accumulato debiti, e chiuderli vuol dire prenderli e portarli alla fine. Io mi permetto, guardate, sfrutto parte del mio tempo perché mi sento di doverlo fare e mi prendo le mie responsabilità, le mie scuse. Ma scusa Massimo, un amico, vieni qua, fai un piacere perché... Scusate, mi permetto, perché è un amministratore e ha fatto il sindaco. Scusate un attimo, scusate. È un amministratore, è un amministratore, soprattutto fa il commercialista, quindi sa bene cosa vuol dire i conti, sa bene cosa vuol dire mandare avanti un'attività, ma soprattutto siccome hanno chiesto unità, no? Hanno chiesto condivisione. Qui abbiamo chi ha svolto il ruolo di sottosegretario all'economia e oggi porta la voce di Padova, del Veneto, in seno a quello che è il contesto economico nazionale. Io vorrei passare la parola a lui, che potesse dire ovviamente la sua posizione, il suo punto di vista, ma soprattutto perché potesse ascoltare questa piazza, perché a Roma, Massimo, il grido deve arrivare anche tramite te. Grazie a tutti. Grazie Fabrizio. Io penso che va fatto un grandissimo applauso a tutti i presidenti delle categorie economiche, a Massimiliano che ha voluto organizzare questa importante manifestazione che, ripeto, assolutamente pacifica e assolutamente dignitosa, perché questa è una manifestazione non come quelle che abbiamo visto in giro per l'Italia. Voi non chiedete sussidi, ecco, lo dico io, ho fatto un'esperienza di governo, voi non chiedete sussidi, voi chiedete di lavorare. E questa è la dignità dei veneti, e questa è la dignità dei commercianti, degli artigiani, di chi lavora nelle palestre, nelle agenzie di viaggio, di tutti voi. Questa è la dignità nostra da veneti. Guardate, lo diceva prima Fabrizio,
non c'è stata condivisione in questi DPCM. Io ve lo dico chiaramente, forse una parola anche forte. Questa è una dittatura la dittatura dei DPCM. Nessuno di questi provvedimenti è venuto in Parlamento, non ne abbiamo discusso. Mai di nessuno di questi atti, che sono atti impositivi da parte del governo. E l'ultimo, guardate, è stato assolutamente vergognoso e ridicolo, perché siccome non sapevano cosa fare, hanno scelto alcune categorie, hanno scelto solo alcune categorie, perché diciamocelo francamente, non c'è nessuna evidenza scientifica su quello che hanno fatto, nessuna, ripetiamo. E vediamo quello che succede di giorno negli autobus e nel trasporto locale. L'hanno toppato, ma diciamolo, l'hanno toppato. In tutti questi mesi, siccome era tutto previsto, perché sono mesi che si dice che a novembre e a ottobre ci sarebbe stato una nuova recrudescenza del Covid. Era tutto previsto e noi ci chiediamo, e ve lo dico da chi è stato sottosegretario, adesso siede in Parlamento all'opposizione, che cosa hanno fatto in questi mesi? Cosa hanno fatto in questi mesi? Non hanno fatto niente. Concludo con i contributi economici, ve lo dico da commercialista. I 600 euro, i crediti d'imposta sugli affitti che pagate adesso e che sconterete in dichiarazione di reddito il prossimo anno quando le vostre attività saranno in perdita. È un'elemosina, che se la tengano, rifiutateli 600 euro, ve lo dico, rifiutateli. Guardate la Germania, concludo con un esempio, in Germania rimborsano il 75% del fatturato, qua in Italia vedrete, abbiamo fatto alcuni calcoli, alcuni di voi riceveranno 1.000, chi 2.000 euro, che se li tengano quei soldi, che se li tengono, ve lo dico, che se li tengono, e basta questa dittatura, basta la dittatura degli PCM. Vi abbraccio tutti. Grazie Massimo, grazie anche per il tuo contributo. Adesso allora facciamo parlare il presidente dell'associazione di categoria, parla il presidente di ASCONF, Confcommercio, anche mi pare attualmente, mi tocca dirlo, componente della giunta. Componente della giunta di Confcommercio, no? Prima di tutto sono un imprenditore. Patrizio Bertin. Sono un imprenditore che ha gli stessi vostri identici problemi. Ho figli che lavorano nella mia impresa e sono preoccupato per i miei figli e per il futuro che lasceremo ai nostri figli. Tanti debiti lasceremo. E questo è quello che mi addolora di più di tutti. Dopodiché l'ho detto in varie situazioni e l'ho detto anche ai amici giornalisti. In questa situazione noi ci stiamo avvicinando al lockdown, è inutile nasconderci, ci stanno chiudendo in casa. Questa è una seria preoccupazione che abbiamo, perché ci stanno tagliando un dito al giorno, non ce la faremo arrivare a fine anno se non verranno prese subito in considerazione le misure che servono per questo Paese. Adesso ho ascoltato sia Marcato che Bitonci che hanno detto che soldi non ci sono. E allora? Cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare noi con le nostre imprese? Noi siamo coscienti del pericolo che c'è, non è che ci nascondiamo. Per questo abbiamo fatto investimenti nelle nostre imprese, per mettere in sicurezza sia i nostri dipendenti ma anche i nostri clienti, e l'abbiamo fatto questo investimento, e quindi siamo gente responsabile, però non vogliamo essere presi in giro. Adesso è ora di finirla seriamente, perché io mi sento da presidente ma da imprenditore mi sento preso in giro e ho serie preoccupazioni. Non so chi mangerà il panettone a Natale, ragazzi miei. Ecco, questa è la nostra preoccupazione. E dopo siamo preoccupati anche
anche da un altro aspetto. Noi abbiamo collaboratori con noi abbiamo gente, famiglie che lavorano con noi e il prospetto della cassa integrazione è un dramma, perché questo vuol dire bloccare un paese, bloccare un'economia e così non si va avanti. Io non faccio paragoni con gli altri paesi, perché gli altri paesi hanno agito in maniera diversa. Noi cantavamo dai balconi quando ci hanno chiuso, perché avevamo speranza di ripartire velocemente. Adesso invece siamo qui sulle piazze a piangere. Non abbiamo neanche più lacrime. Prima la signora di danza che è venuta su nel palco e piangeva. Queste sono le cose che ci toccano e queste sono le cose che noi dobbiamo tenere in considerazione. Famiglie, imprese, gente che ha sacrificato la vita dei propri genitori per mettere in piedi un'impresa. E quando vediamo che tutto si sgretola addosso, siamo preoccupati, delusi, frustrati, siamo umiliati e questo non va bene. Io capisco che non sarà facile adesso in questo momento essere alla guida di questo governo, però io dico una cosa sola: se il 16 di novembre non verranno dati, una parola che mi fa schifo, i ristori, ok? Che per noi non ci sono. Se non verranno dati i ristori, un governo responsabile si deve dimettere. Si deve dimettere, un governo responsabile si deve dimettere. Noi, se alle 18:01 non chiudiamo la nostra attività, arriva qualcuno a sanzionarci. La stessa identica cosa deve valere anche per quelli che legiferano queste assurde regole. Noi non possiamo sostenere... Si può già dimettere perché a noi non arrivano. Esatto. Si può già dimettere. L'hanno detto che soldi non ci sono. Però io dico una cosa, un'attività che viene chiusa alle 18, conti matematici, li sapete meglio di me, non può assolutamente sopravvivere, perché i costi sono talmente alti e non è vero perché noi siamo quelli dei 1.200 euro, ricordatevi, 1.200 euro. E quindi ecco il mio rammarico, ecco la mia delusione, ecco la mia forza di combattere nelle piazze, ecco la mia forza di dire basta, avete rotto i cosiddetti, adesso è ora di cambiare. Dateci speranza, vi abbraccio tutti, grazie. Grazie Patrizio. Adesso chiamiamo il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi. Grazie Nicola. Grazie a te. Beh, insomma, credo che oggi abbiamo avuto una dimostrazione forte di come essere insieme dà dei grandi risultati. Una piazza piena, migliaia di commercianti, imprenditori che dicono la loro in maniera molto corretta, civile, differentemente da quello che è successo magari in altre città. Io credo che questo va portato come esempio, un esempio di Padova che è una città che lavora. E quello che emerge è la richiesta di lavorare più che di soldi, questa è la realtà. Che poi ci hanno chiuso e essere risarciti è anche giusto, perché la mia attività è stata chiusa non per volontà ma per DPCM, per cui nel momento in cui tu eserciti una volontà di questo tipo, io qualche danno ce l'ho e un giusto e corretto risarcimento deve esserci. Io ho sentito tutte le testimonianze che fanno veramente preoccupare, sono testimonianze forti, testimonianze che mettono in evidenza il momento non difficile di più, ma io lo vedo nella mia azienda, vedo i ragazzi, il disorientamento, perché se siamo stati sempre capaci di programmare, progettare, oggi siamo incapaci di qualsiasi idea futura. Non sappiamo che diavolo succede domani, per cui non siamo in grado di programmare, di dire quello che potremmo essere in grado di fare e di quello che dobbiamo fare. E questo vi assicuro è frustrante, è la cosa peggiore, è avvilente.
Io ho visto i miei ragazzi, lunedì dopo il DPCM erano, come dire, carichi, dai, attacchiamo, facciamo, martedì pian piano si stanno spegnendo, oggi erano terrorizzati, perché ci aspettiamo cosa? Quello che si sente nell'aria, una chiusura totale, un ulteriore lockdown, non ce la facciamo mica, eh? Il problema è che non ce la facciamo, questa è la realtà. E allora, noi qui abbiamo degli esponenti romani, della provincia, della regione, del comune. Bene, io chiedo che venga portato questa istanza che viene da Padova, è un'istanza forte, però di impresa, questa è un'istanza di impresa, vogliamo lavorare, questo è il problema. Naturalmente abbiamo dimostrato con le nostre attività che la coesistenza col Covid è possibile, abbiamo investito spesso soldi nella prevenzione sanitaria, abbiamo fatto di tutto, non abbiamo avuto problemi, questa è la realtà. Bene, però dobbiamo chiudere. Non ce la facciamo, non può essere e dobbiamo andare avanti. No, dobbiamo chiudere se ci fanno chiudere, attenzione, ma noi non vogliamo assolutamente chiudere. Ecco, noi siamo, ha ragione, questo è il fair play. Stiamo giocando con troppa signorilità, questo è il ragionamento. Va bene, io non aggiungo altro perché credo che stiamo andando anche un po' lunghi, però siamo i migliori, via. Grazie Nicola. Adesso ecco, questo è l'ultimo intervento che abbiamo, ovviamente ma non ultimo, in programma il rappresentante dell'APPE, Associazione Pubblici Esercizi, Vincenzo Allegra. Bar e ristorazione, chiusi per decreto alle ore 18. Sono abituato a fare comizi, quindi mi aiuta un po' leggendo, se no mi dispiace. Sandro Perdini diceva: io credo nel popolo italiano, è un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. Abbiamo iniziato questo percorso con il primo lockdown. Tutte le categorie hanno raccolto la richiesta di chiudere le proprie attività per il bene comune. Abbiamo affrontato con grande responsabilità i rischi di una chiusura prolungata. L'abbiamo fatto con la promessa che il sacrificio che ci veniva chiesto avrebbe trovato un ristoro dallo Stato. Cosa abbiamo ottenuto in cambio? Un piccolo rimborso a fondo perduto per il mese di aprile, uno sconto sulla tassazione dei POS, 600 euro ad aprile e a maggio ad imprenditore, meno di quanto percepisce chi ha reddito di cittadinanza. Prestiti con l'obbligo di non essere usati per estinguere fidi o prestiti pregressi, con il sapore di essere in realtà denari dati per pagare le tasse. Cassa integrazione arrivata con estremo ritardo, a singhiozzo e in misura tale da dover aiutare i nostri dipendenti in difficoltà. Tutte le tasse posticipate e poi chieste per intero settembre. Un sacrificio pieno di promesse, ripagato con briciole. Oggi siamo in questa piazza come in tante altre piazze d'Italia per dire che non ci stiamo più! Per dire che la fiducia si ottiene coi fatti! E infatti ci dicono che ci hanno lasciati noi stessi, soli con i nostri mutui, con i nostri prestiti, con i nostri affitti, con le tasse da pagare, con i dipendenti disperati e fornitori da saldare che a loro volta avevano le nostre stesse difficoltà. Le promesse di ristoro che oggi ci vengono fatte sono inappropriate rispetto al tempo che il secondo tempo di Covid ci prospetta. Rischiamo di perdere il più importante di tutto il periodo dell'anno, quello che va da fine novembre al 7 di gennaio, periodo che può arrivare a rappresentare per alcune attività fino al 30% del suo fatturato. Se ci basiamo su quanto appena successo, rischiamo di dover passare l'intero inverno o in lockdown o in semi-lockdown. Questa regione, il nostro Veneto, è terra di imprenditori, persone che decidono di fare impresa rischiando sulla propria pelle. Siamo una realtà fatta di migliaia di piccole e medie imprese, dove il titolare
lavora presso i dipendenti e dove spesso e volentieri l'azienda è casa ed è famiglia e non programma di parentela. Se lo Stato non tutela tutto questo tessuto, rischiamo di perdere centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro e di perdere un'intera categoria, quella degli imprenditori. In questi mesi abbiamo dato dimostrazione di saper rispettare le norme, investendo nella sicurezza dei nostri locali. Le colpe per l'attuale aumento di contagi vanno ricercate nella mancata programmazione e pianificazione da parte del governo. Basti pensare ai mezzi pubblici, non nei nostri bar, nei nostri ristoranti, nelle pasticcerie, nelle getterie, nelle palestre, nelle scuole di ballo. Sappiamo che i mesi in cui andremo incontro saranno difficili, che dovremo affrontare forti cali di lavoro, ma siamo imprenditori e abbiamo già dimostrato nei mesi passati di riuscire a reinventarci, di trovare nuovi metodi di lavoro. Riteniamo che si debba smettere di creare disuguaglianza sociale. Vogliamo un riequilibrio del sacrificio tra tutte le parti sociali, non solamente nel privato. Pretendiamo che questo Stato non si ricordi di noi solo quando c'è da pagare le tasse, che dismetta i panni di socio di maggioranza delle nostre aziende, prelevando fino al 60% del frutto delle nostre fatiche, ma che ci volta le spalle nel momento del bisogno. Chiediamo qui, come da tutte le piazze d'Italia, di lasciarci lavorare e di sostenerci economicamente in questo periodo difficile. Lo Stato creda negli imprenditori, nei lavoratori italiani. Siamo un popolo generoso, laborioso, che non chiede altro di lavorare. Grazie. Grazie. Grazie Vincenzo. Ormai credo che possiamo anche... Bravo Vincenzo. Guardate, io chiudo solamente pochi minuti per fare una riflessione. Con molti di voi ci eravamo salutati a maggio, vi ricordate? Eravamo in Piazza dei Signori, eravamo in tanti, e lì in quel contesto, in quel sito, in quella situazione abbiamo chiesto al governo di riaprire, perché eravamo convinti di poterlo fare nella massima sicurezza. Ci siamo dotati di mascherine, di gel idroalcolici, abbiamo ottemperato a tutte le disposizioni relative al distanziamento sociale e voglio ricordare che il distanziamento sociale per le palestre, per i bar, per i commercianti significa comprimere e diminuire non solo il flusso, ma anche conseguentemente il fatturato. In palestra ci si prenota, quindi c'è un contingentamento anche in quelle occasioni e quindi noi abbiamo la coscienza pulita, abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto e ci siamo dotati tra l'altro anche di sanificatori ad ozono, pagando migliaia di euro. E quello che è inaccettabile è che oggi, dopo aver osservato attentamente tutte queste disposizioni, il governo ci ha detto che dobbiamo richiudere tutto. Questo è inaccettabile, è inaccettabile. Io mi auguro davvero, guardate, mi auguro davvero che il Presidente del Consiglio possa davvero ricredersi, perché per carità ci si può sbagliare, abbiamo capito tutti che si tratta di un virus stagionale che non debelleremo nel giro di 15 giorni, ma con il virus dobbiamo conviverci e convivere significa cercare di condurre una vita pressoché normale, dotandoci appunto di dispositivi di protezione individuale. E quindi io credo che oggi anche dalla piazza di Padova si elevi un messaggio chiaro al governo. Io, guardate, siamo più ricchi di debiti. Siamo, esatto. Io, guardate, voglio concludere ringraziando tutti gli organizzatori
perché dietro a quello che voi avete visto c'è una squadra che ha lavorato 10 giorni, pancia a terra, facendo cartelli, lavorando fino alle 3 della mattina, perché non è facile, e quindi grazie a tutti coloro che hanno collaborato, grazie ai presidenti delle associazioni di categoria, Nicola, Patrizio e Vincenzo. Io mi auguro che questa possa essere... allora, con Patrizio, perché guardate, no, solamente un flash, con Patrizio quando ci siamo sentiti, insomma, cioè, non è che ci sentiamo proprio tutti i giorni, no Patrizio? Però è quasi, però... Ecco, quando ci siamo sentiti abbiamo detto organizziamo tutti insieme una grande manifestazione, abbiamo anche convenuto nello stesso preciso istante che la situazione era veramente drammatica, perché non era mai successo nella storia della città, almeno da quanto io ho memoria, Nicola, Patrizio me lo potete confermare, non è mai successo. Quindi io credo davvero, e l'abbiamo dimostrato quest'oggi, che si possa davvero collaborare tutti insieme, ciascuno ovviamente con i propri incarichi. Noi guardate siamo, lo dico a tutti, una piccola associazione di categoria rionale, perché siamo rappresentanti del centro storico, non possiamo ovviamente competere né con Ascom né con Fesercenti, però portiamo anche noi il nostro piccolo contributo con onestà, con dignità e con la faccia pulita, e soprattutto con la determinazione di chi è consapevole di portare delle idee vincenti. Quindi grazie, un ringraziamento anche alle forze dell'ordine, un grande applauso, per cortesia, un applauso stratosferico alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri, ai vigili urbani. Grazie perché in questo momento davvero sono... Senza competizione, scusa, senza competizione, collaboriamo perché ce lo chiedono loro. Ah beh, certo, sì, certo, senza competizione. No, ecco, quindi un ringraziamento davvero anche alle forze dell'ordine. Noi, guardate, vi abbracciamo uno per uno, anche se ovviamente non si può, ma vi abbracciamo virtualmente e speriamo davvero che le cose possano cambiare, nella consapevolezza però, l'ultimo messaggio che lanciamo al governo, con una consapevolezza che noi saremo qui e non molleremo mai, mai. Quindi se lo scrivano sull'agenda, che noi non molleremo neanche di un punto, che non è una minaccia, assolutamente, ma è la forza e la determinazione, come ho detto prima, di chi davvero non vuole morire, perché se la situazione andrà avanti in questo modo, il gettito fiscale diminuirà e tra un po' non ci sarà neanche la liquidità necessaria e sufficiente per pagare gli stipendi degli operatori pubblici. Il mondo dell'impresa è importante e non va certamente messo in secondo piano. Grazie a tutti, un abbraccio e speriamo di vederci presto. Ciao! Allora, abbiamo cominciato con il silenzio, adesso... Sì. No, venite su, che è importante. Abbiamo cominciato con il silenzio, che è quello che non vogliamo nelle nostre città, nelle nostre piazze. Chiudiamo col nostro inno nazionale, che vi invito a cantare come sappiamo.